saranno sicuramente i capelli più famosi di questa sesta edizione di Miss Topolini. Ve lo dico perché forse il cameraman sta inquadrando il mio bel viso e a questo viso si vedono delle chiome bionde, queste onde dorate. Ve la presento subito, l'aspirante Miss numero 14. Di nome? Corina. Oh, guardate, ha dei capelli belli. Cioè, dimmi la verità, quante volte ti hanno fatto questo complimento? Tante volte, ogni giorno quasi. Cioè, è un po' come un segno di riconoscimento, no? Insomma, raccontaci un po' di te, quanti anni hai, se studi, lavori? Sì, ho 23 anni, no, sto lavorando, faccio la commessa e niente, sono sposata. Che bella notizia, dai, sposata da quanto tempo? 5 anni. Wow, che bella, e quindi da un punto di vista affettivo sei a posto. Sì, da quello sì. Bene, ci manca solamente il successo, no? Quello di diventare una modella, ti piacerebbe? No, ma modella non... no. Ma? Mi piacerebbe lavorare non lo so, mi piacerebbe avere diventare un'imprenditrice, insomma. Beh, una piccola imprenditrice, magari hai già un'idea di che cosa? Sì, mi piacerebbe... Prodotti per capelli. No. Un'idea. Non è male. Non è male. No, nel mondo della moda mi piacerebbe fare, non lo so, qualcosina, anche manager della moda. Va bene, non si sa mai nella vita, poi sfrutta questa esperienza di Miss Topolini in pieno. Allora io ti do la possibilità adesso, grazie alla telecamera, di salutare e dire tutto ciò che vuoi. Ma niente, grazie a voi e spero che sia una bellissima esperienza. In bocca al lupo. Crepi.